Alla prossima. Saverio, prima intervista a Saverio Pritera, non ti avevo mai intervistato ancora. No, non me l'aspettavo. Te lo devi aspettare perché hai fatto una gran bella partita. Grazie. Com'è andata? Come l'hai vista dal campo? Sei riuscito a sostituire Dario in maniera degna? Sì, diciamo che il rientro da un infortunio non è stato semplice, però non è stato semplice anche perché comunque mi sono trovato, in particolare io per la situazione in cui la situazione che ho vissuto in un campionato di livello superiore anche a quello dell'anno scorso, quindi di base per me non era semplice, contando anche questo infortunio. Sono contento comunque di come è andata oggi e piano piano sto cercando di rimettermi in sesto e ovviamente mi dispiace per la partita, però si dispiace sempre per una partita persa. Mi spiace per la partita persa, però comunque giocata molto bene, siete più volte sul più 10 e fino alla fine poteva vincerla. Sì, all'ultimo ci è mancato, magari forse ci siamo disuniti un pelo sul finale, ora non vorrei azzardare commenti tecnici, poi ne parla il coach, quindi peccato, ce lo meritavamo visto quello che abbiamo fatto in questi mesi. Per me che Alessandro l'azione del match è stata il tuo assist per Garello. Come, scusami? Hai fatto un assist per Garello, è stata l'azione Sì. del match per noi. Ah sì, l'ho sentito. No, ripeto, fa sempre piacere fare qualcosa per la squadra dopo tanto tempo soprattutto, quindi diciamo mi fa piacere tutto quello che posso dire. Perfetto, in bocca al lupo per tutto, Saverio. Grazie. Complimenti ancora.